Signoruzzo mio, faciti buon tempo. Io l'amante mio, menzulo mari. L'arvoli d'oro e l'intinni d'argento, l'amaro nozza mi la va aiutare. Le navi approdano qui, proprio qui, in questa insenatura. Se la città è borbonica, me lo vuoi dire come 1000 persone possono approdare in città e passarvi 2 pernottamenti in una giornata intera? Cioè, ma non c'è risposta nei libri. Qui invece non si combatte e Garibaldi è in città, con 1000 persone. Boh. Siamo nel 1860, che è stato preceduto dal 1848 con tutto ciò che comporta di esaltazione mazziniana, Giovine Italia e compagnia. Comunque si parte e si giunge a Salemi, dove sembra essere stato accolto addirittura dalla popolazione, non in modo discreto, musica, manciati in piazza, c'è un'accoglienza esuberante, accolto proprio da liberatore. Salemi è un posto avanzato che contempla le pianure, ma la logica della strada è proprio quella dell'entroterra, quindi Salemi è una tappa sulla Marsala-Palermo. Garibaldi decreta di assumere nel nome di Vittorio Emanuele Re d'Italia la dittatura in Sicilia. La conquista si fa per i Sabaudi. I siciliani non avevano pagato Garibaldi per portare qui una nuova monarchia. Era stato pagato per inventare in Sicilia una repubblica, in una situazione dove non c'è niente, cioè sono filibustieri che si confrontano con uno degli eserciti più riconosciuti al mondo, più forte al mondo, e invece loro affermano tranquillamente una capitale. Questi volontari esuberanti, estremamente generosi, però anche calamitosamente anarchici, sono chiamati i cacciatori dell'Etna, il primo nome che si è dato a queste truppe che passano alla storia poi con il nome di Piciotti. Se noi dovessimo andare a Calatafimi ci rimangono ancora un 6 km, no? Tutte le alture di Calatafimi, di Pianto Romano, del campo di battaglia, già sono avvistabili da vita. Ecco perché questo paese è importante, perché l'avanguardia garibaldina si accorge di questo essendo qui. Lascia stare la strada moderna, Vita è qui e quindi è molto diretto con i cavalli. E quando tu sei a Vita, tu vedi questo schieramento di colli da entrambi i lati, e cosa vedono le guide? Tutte le vette sono occupate, meglio. La prima tappa è che le guide sono prese, sono rincorse dai borbonici e quindi loro fuggono per avvertire il condottiere. Il condottiere cosa fa? Consapevole della situazione qui, si installa proprio su questa cosa qui che si chiama Pietralunga, che come vedi è di rimpetto a questa sporgenza che oggi è arricchita da un monumento che dobbiamo al nostro carissimo Giovan Battista Basile. La battaglia però è preceduta da una scena veramente incredibile. Questa scena incredibile è che questo spavaldo ufficiale che si trova lì, dove oggi si erge il monumento commemorativo, decide di impressionare i garibaldini facendo fare movimenti da parata militare ai suoi soldati, divisi impeccabili, grandi movimenti, anche abbastanza arzigolati, e i nostri garibaldini, che sono proprio di rimpetto, sistemate su quello che si chiama Pietralunga, a questa altura, assistono allo spettacolo, e c'è una cosa fenomenale, che i garibaldini applaudiscono il movimento perché lo apprezzano, che naturalmente è un po' anche
offensivo, sicuramente c'era, come si dice in Sicilia, un po' di sfottio. Va. I volontari, le si espone naturalmente, quindi in prima linea che cosa troviamo? Troviamo i siciliani, però i siciliani vestiti del loro ideale, che la guerra non l'hanno mai fatto, non ne hanno nemmeno l'idea di ciò che può essere. E allora sono lì e non sono prudenti, è poco dirlo, e cominciano, diciamo, a prendere a malaparola il nemico, si spingono all'assalto. Nelle schiere di questi volontari siciliani è un disastro, perché loro la guerra non l'hanno mai visto, non l'hanno mai fatta, e naturalmente sono sterefatti di vedere ciò che accade attorno a loro. Parliamo di corpi smembrati, di decapitati, parliamo degli orrori della guerra come si faceva allora. Quando la palla sovrariscaldata giunge a terra e esplode, falcia proprio a 360 gradi chiunque si trova a portata. Queste palle di cannone a Waterloo cadevano nel fango e non esplodevano. Per questo ha perso la battaglia di Waterloo Napoleone, perché l'artiglieria non ha fatto danni completamente. Qui invece ne ha fatto parecchio. C'è un ordine di ritirata per i napolitani. Sempre là questa ambiguità. Sono da 25 anni in Sicilia, non ho mai trovato questo monumento commemorativo aperto. Non sono mai potuto entrare nell'ossario a vedere comodamente ciò che è scritto sulle varie lapidi commemorative. Mai una volta, in 25 anni. Non sappiamo nemmeno qual è il grado suo quando arriva in Sicilia. E se tu sei un massone, tu ti devi rifare a una visione universale di Dio. E quindi sei ambiguo come massone quanto sei ambiguo come cristiano. Si sarà risaputo del battesimo a Salemi di Garibaldi inginocchiato davanti a Fra Pantaleo francescano. Si sarà saputo del bacio al crocifisso per ringraziare Dio per la vittoria a Calatafimi. Io vado a Montelepre. Montelepre mi porta a Portella Sant'Ana, passo Portella Sant'Ana, il colle, che mi porta a San Martino delle Scale. Perché non ha fatto questa strada? Perché quando tu arrivi a San Martino delle Scale, tu non vedi Palermo. Il problema è che siamo stanchi, abbiamo i feriti e cose varie, però non c'è scelta. Dobbiamo uscire di questa gola nella quale ci troviamo. Questa Piana dell'Olio è conclusa dall'altro lato della posizione dove ci troviamo adesso, da Casa Renda, cioè un monastero. Vedi? Contrada Renda, agriturismo. Ormai dopo Calatafimi, essendo passati ad Alcamo, essendo passati a Parteniche e cose varie, sicuramente siamo a 1500 ormai qui. Che cosa viene a sapere? Che l'unica parte dove i cannoni non ci sono più è la parte a sud di Palermo. Tirare attraverso la montagna fino a Piana dei Greci, l'odierna Piana degli Albanesi, ma ingannando il nemico, del quale ben sa che lo sta osservando, e quindi mandando una piccola compagnia, cercherà di raggiungere Corleone, trainando rami secchi dietro i carri per sollevare quanto più polvere possibile, per far credere che è l'esercito garibaldino che se ne va e non un pugno. Questo sì, è rimasto nella storia come diversione di Corleone. Da Gibilrossa di notte, con l'obbligo di stare calma e in silenzio, fecero un baccanetale che i Borboni sapevano perfettamente che Garibaldi stava scendendo dalla montagna. Con dei fucili di scarto dell'armata piemontese, 4 cannoni che erano stati recuperati strada facendo, di cui 2 che erano sepolti nel giardino di un prete, ma sempre in un rapporto di 3.000 contro 20.000. L'assalto è stato dato nel disordine più inverosimile
da questi famosi cacciatori dell'Etna, cioè dai volontari siciliani. L'entusiasmo loro era tale che non aspettando nessun ordine, non stando a nessuna disciplina, aggrediscono i napoletani in un modo così entusiasta, così incosciente, lo possiamo dire, che in un certo modo probabilmente ha anche spaventato questi soldati napoletani. I Borboni, che sono in qualche modo costretti a ripiegare, dalle navi posizionate nella rada attorno a Palermo cominceranno ad aprire il fuoco. L'offesa recata al popolo fa sì che i palermitani si schierano massicciamente dietro Garibaldi. Cosa succede al Palazzo Federico? Succede che Garibaldi è elevato dai massoni palermitani alla dignità suprema, quella del 33° grado del rito scozzese. La cosa straordinaria è che nel Palazzo Federico questo ritratto di Ruggero Mastrangelo autografato da Garibaldi, ammiratore. Quindi significa che cosa? Che qualcuno avrà raccontato i Vespri a Garibaldi e lo avrà raccontato in una chiave di lettura che fa sì che lui si trova assolutamente convinto di rappresentare in questo momento storico, ricordiamolo, lui non è soltanto il condottiero, non è più il selvaggio che sbarca a Marsala e la quale vittoria è assolutamente impossibile, ma è diventato dittatore. Lui decretò la dittatura a Salemi, si sente l'uomo dei nuovi Vespri, ammiratore Giuseppe Garibaldi. A mio parere è un semplice maestro, terzo grado, perché nella massoneria, poiché parliamo sempre di Grand Oriente, quindi parliamo di rito scozzese, comunque i 16 primi gradi vanno maturati. L'uomo che lei vede barbuto con il cappello è Alexandre Dumas. Per inciso, tornando al nome Bixio, Bixio è stato iniziato in quel salone lì dove c'era il tempio massonico. E questo lo sapevo pure. Nino Bixio urla: voglio 20 volontari con me, persone che non hanno paura di morire, ve lo giuro, fra mezz'ora siamo tutti morti o il palazzo è nostro. E allora arriva la voce: tu finiscila e vattene a dormire. Ti parli il tuo generale, che Garibaldi, che vedendo che lui non ha smesso un minuto di combattere, sono ore e ore di combattimento, sanguinando, addirittura, lo mette da parte. Questo era Nino Bixio. E allora la cosa incredibile è che la nobiltà che ha pagato, io sono arrivato fino adesso a 68,75% dei soldi della spedizione dei 1000, pagato dalla nobiltà siciliana. Lui stava vincendo la partita ed era chiaro ormai che il tempo avrebbe portato a un nuovo assetto governamentale. Si giocavano tutti quanti i posti. Esattamente qual era stato il progetto del nostro Francesco Crispi, perché il grandissimo uomo dietro tutto questo manda dei messaggi nel nord, a Genova, dicendo che la Sicilia è rivoltosa, aspetta il liberatore, così va. Non è vero niente. Non è vero niente. Questo è rimasto orologio fino a un passato recentissimo, vedi che saranno sì e no 10 anni, nemmeno 10 anni che non si fanno più tornate, si parla così in massoneria, tornate, riunioni massoniche. Abbiamo avuto Wagner che ha suonato qua in questa sala e poi ho scoperto solo più tardi che era questo tempio della massoneria che alle signore non si diceva. In una città che sventrata dai bombardamenti, che è estremamente impegnata, la massoneria palermitana riceve Garibaldi e lo eleva alla dignità del 33° grado scozzese, così che per un lunghissimo periodo Garibaldi è la figura dominante della massoneria italiana, è il gran maestro in assoluto di questa massoneria italiana, il punto di riferimento assoluto.